Bene, e sui uliv l'acqua in sui ciap. Cos'è che fu con quello che in mano, cioè cosa ci faccio con quest'uovo in mano? Questo è un œuf induré, uovo sodo, dicesi in milanese œuf in ciappa. Ma perché lo dico oggi? Cominciamo oggi una piccola panoramica, una carrellata, una presentazione di proverbi in milanese. Si sa che i proverbi si dice che rispecchiano la saggezza dei popoli o quantomeno l'esperienza, e c'è questo proverbio che dice el su in sui uliv, l'acqua in sui ciap. Oggi è la Domenica delle Palme, oggi 5 aprile 2020, intanto sundre apera il meuf che tiri il gus, e la Domenica delle Palme è anche la Domenica degli Ulivi. Questo proverbio intende dire che se piove la Domenica delle Palme dovrebbe far bello a Pasqua, oppure se ci fosse il sole la Domenica degli Ulivi, infatti è su sui uliv, a Pasqua dovrebbe piovere. Io non voglio dire che domenica prossima pioverà sicuramente, ma in che Gesù un su che spacca i sas, Gesù un su, proprio un bel su, e mi dispiace che si può venire da fuori, però te chi l'œuf bel perà, perché in sui ciap a Pasqua cosa che entrano? Perché l'œuf induré, cioè l'uovo sodo, in milanese si dice œuf in ciappa. Per quale motivo? Ce lo spiega il grande Cherubini, Francesco Cherubini, autore del vocabolario milanese italiano di metà Ottocento. œuf in ciappa, o ciap al plurale, uova sode, uova cotte in acqua a grado di sodezza che poi si sogliono imbandire bipartite, cioè taglia a metà. Probabilmente l'uovo diviso in due, i do metà dell'œuf, le come di facevano do ciap, con rispetto parlando. In ogni caso sapremo soltanto domenica prossima se questo proverbio effettivamente vale oppure no. Comunque sia, vi auguro una buona settimana santa, una buona conclusione di Domenica delle Palme, cioè di uliv, e poi una preparazione alla Pasqua. Cunti uliv e cunti ciap.